Ricordi quando che Camillo è nato? Quando che Camillo è nato. Camillo È una roba, prima di tutto voglio dire che mia mamma gli era fatta sul modo, non si vede neanche che era mai in gita, gli era fatta larga, tutta larga si vedeva, ma i vestiti di un tempo non gli era... Comunque era incinta, che ha sempre lavorato tutto quanto, una bella notte che gli era verso, sì, a fine di marzo 30, gli era notte, niente, si sentiva i dolori via, era mio padre a chiamare levatrice che si chiamava ed era morito. È andato a prendere con la bicicletta perché bisognava accompagnarli, sa? E lì, era paura anche lì, era di notte, non so l'ora, magari sia stata di notte. E so che gli era mia Yolanda che scaldava l'acqua e mia Marcea che gli era venuta in aiuto perché mia Marcea era molto diversa da mia Yolanda, perché mia Yolanda era imbarazzata qui su, comunque mia Yolanda che aveva paura, più che sia. Ma mia Marcea aveva i cattini pieni di acqua e so robe che aveva solo acqua e un po' di pannolini e roba così per tirare via un po' il sangue, ma era tutto sulla norma, acqua e sapone, sì, ma niente di diverso. Robe lì sì, perché la levatrice che aveva le sue cose necessarie. Cosa aveva la levatrice? Cosa tu che avevi? No, non ho visto niente, mi sa che ne avanti con una borsa, mi pare ancora da vedere, aveva una borsa. Il mio suo sta bella femmina, che mi ricordo sempre era bionda, magra, una borsa, dentro non so cosa che avesse avuto, perché dopo non mi mega sana di camera, quando ieri c'è, va di non gli da venire veda, so che quel giorno suo, che mi guardava sempre da fuori, cosa che ieri mi ricordo. No, altri non mi assavano, perché no, anche per non impressionarsi, mia madre non si, no, nei dolori, sì, che aveva i dolori, ma sempre tranquilla e calma, mai si dà, no, mai, era tranquilla, solo che ho un po' di emozione, paura in tutti, che era, questa mia madre che si deve in letto, ma sana e forte come che era, e sono poche ore, pochissime, a giornata, ma poco. E i vicini di casa non gli ha dato una mano? No, perché gli era già zia Marcea dopo che gli era il croe, il giorno dopo, ma sa che zia Marcea era sempre da 90. Sì, sempre. Ma era più esperta perché aveva un'esperienza? Era più vecchia, e anche aveva un'altra esperienza, dopo andava sempre, era mesa comare e andava sempre da tutte le femmine a aiutare anche a Irma Pierassa, per esempio, andava sempre via. Perché era una persona che capisce, non aveva paura di niente. Mi ricordo ancora a vedere, mi sembra c'era col senso e un caimman che veniva su Pascal. E mi diceva, guarda, stecchietti, stai letto, stecchietti, non stai venire via dalla porta, che non sapeva che dopo ci fai paura, dopo dai. A me sa, non voleva, non era niente da vita, sì, non sapevo, tu stai via da certe robe perché ti può essere che ti depressioni, per questo non mi sa. E basta, no? Quello che mi ricordo così, solo il più bello di tutto, si sta che quando mi ha detto che andiamo a scuola tranquilli, che se ne sono stato l'hotel, tutto a posto, tutto bene, e che diceva, mi si stia, ma altre via di corsa, se mi diceva, mi si stia. Stia, cosa hai detto? Sono su, tutto, poi mi va a stia, io gli ero sempre controversa, non mi si stia, sai, è sempre stata anche io vestita di nero, ma per sempre mia nonna, lo sanno. Ma diciamo che era una roba naturale perché era come nasa come un senso vedeto, la stessa cosa, non gli era nessun disturbo, non gli era nessuna paura, nessun niente, era una cosa naturale, la stessa pioggia, la strada di igiene, sto al netto che erano abituati. Ma quelli che erano andati male, diciamo, come nascita prima. No, l'Aula. Sì. Che erano andati, sì, non perché erano... dovevano fare il raschiamento. E quello ha dovuto andare in ospedale? Sì. I raschiamenti che gli erano da manco dentro, pulire, insomma, perché il raschiamento... Mia mamma dice sempre che se paria era peggio lavoro che parto. Anche forse per dispiacere, anche perché c'era una volta che tenia. Io ero incinta e caro andare avanti, era una vita ora che... Ma quando eri venuti a volte ora? Perché c'è stato fra me e te sicuramente uno. Non so, rimando, e dopo fra me e Geremia, che sono passati anni, 4 anni, sì, dopo di Geremia no, prima, fra me e te Geremia. E Mario, quel nato l'ha portato in bicicletta, insomma? Mi pare in bicicletta, mi pare ancora a vederli. Sul ferro della bicicletta, Mario Pizzeo è nato in giugno, il 12 giugno, dopo che mia mamma è venuta a casa dal campo di Sapar su Turco, perché stava ora di partorire, l'ha montata sul ferro della bicicletta e l'ha camminata dopo. Col ferro della bicicletta, mi pare,
e che montava la femmina che aveva da partorire. Non era niente, c'era una volta. Ma ascolta una roba, e dopo quanti giorni cominciare a lavorare da nuovo? No, quello di rispettare i 40 giorni sì. Milo perché assolutamente, ieri mia nonna gli era dedicata, cioè, mia nonna. Mamma mia, mia nonna Catina dice sempre la quarantena bisogna rispettarla, la quarantena bisogna rispettarla. In casa, torno a casa, fuori mai. Mai. E neanche a lavare. La quarantena ieri è rispettata. Che mi ricordo, il fatto stesso che mi ricordo, con Mario, ne hai mantenuto mica di 7 anni, e dice adesso bisogna fare tutto. Ho fatto tutto fuori che io andavo via. Lavori da casa? Tutto perché no, dopo che cominciamo un poco prima, ma meno voi dopo che a lavorare per 40 giorni. Per quei giorni là, perché avevamo una paura, perché dopo può darsi che ci passi mal alla testa, mal qua, mal là, come si chiama? Il maestro, il trigemino. Ecco, qui avevo paura. Fuori mai, e si andava fuori col cappello e fasueto. Una volta era assolutamente rispettati, a quarantena sì, qui sì, mi ricordo proprio bene. Ma qua attorno praticamente di Sant'Angelo, dopo del Migna, siete nati altri in casa? No, mi credo che ti si sta che l'anno e che anni del 47. Sì, appena dopo che sono iniziati a partire tutti via, no. Che ha cambiato, un dito fatto, che ha cambiato. Che se come non chiede. Non so se sia stata paura o se era per l'igiene o se era chissà perché, non so. E era Opoker più vicino? Opoker. O Marta, era Marta, anche un certo Marta. No, vicino a Porta Caldi, perché Opoker era di qua, e Marta, sui casi appena di fronte a Porta Caldi era. Era uno di fronte all'altro, in componenza un po'. Sì. Pagavi, ora vi toccava pagare? Sì, pagare. Non era mutuo? No, ora no. No, perché ora era bisognato male. Noi tirava fuori i skate. Voi non so quanti skate, voi sì, non so quanto, ma era per quello perché non era. Che non nasceva in casa, se poteva mai. Sì, per quello, perché era miseria, te veniva fuori sta levatrice. E se succedeva appunto complicazioni, sta levatrice? Te toccavano un ospedale, basta. Ma la levatrice era fatta proprio studiare apposta, e lavorava a casa. Ed era Moretti, era bionda, bella, buona perché dopo è stata conosciuta per tanti anni perché mi era restata impresa, sempre una buona. Stava qua a Santa Maria, Sant'Angelo nostro, adesso sì, Santa Maria là dove stava Conte in Moea. Dopo io avevo sposato anche un Moea, un Conte. Non so di tanti anni che è morta, perché è morta molto vecchia. Il battesimo dopo quanto tempo veniva fatto? 8 giorni subito, sì. E allora come facevi? Niente di partire, andai a battezzare, fratello in braccio, te partì con bicicletta. Doveva fare la quarantena. Che gli era fatto la quarantena. Ah, finita la quarantena? Finita la quarantena, no, battezzarlo e lo battezzava prima. Ma aspetta, perché qui del battesimo gli era un'altra, e che a mamma non poteva andare in chiesa se prete non andava fuori. Non andava torla fuori a candela. Come dici sì. Mi ricordo una volta che si fermava, non dentro della porta, della mezza porta. Prima, aspettava che toccava aspettare. Che venisse? Che il figlio andasse a battezzare e dopo andava a togliere perché era come un peccato, ma come da fare che fare da ringraziare il Signore, fare una penitenza, una roba che aveva un'indulgenza da ciappare, una roba così, non so come che si possa dire, adesso non mi ricordo più. So che era un rito, il zio lo battezzava qua e non lo teneva a somare, che non poteva entrare in chiesa. Arrivava dopo che il prete andava a torla con una candela e il chirichetto e che dava una benedizione. Il benedire e andava avanti. Per purificarla. Ecco, purificarla, hai capito? La purificazione di Maria. La purificazione di Maria che è nato Gesù. E ne la purificazione di Maria. E ora sì, andava, prima battezzava la nemeta cea. Dopo il prete partiva e andava alla mamma veniva dentro, dove stava 2 minuti, pregava, 2 o 3 preghiere, padre. Sempre senza mai essere sue messe, robe per conto suo, il battesimo era una roba per suonare campane da festa. E campane da festa e battezzava uno a volta, ogni quando che gli era sola, che aveva il suo tempo. Al più presto, se gli era pericolo, gli dava l'acqua e l'acqua santa, se gli era pericolo, poteva darla a chiunque esso sia, anche sua madre. Se era in pericolo o le valigie e se non aspettava che dopo o prima? Non mi ricordo, ma credo dopo la quarantena.
o prima, questo che abbiamo fatto, ma perché a mamma, aspetta, no, era nel tempo prima, 8 dì, perché andava via vestita in tabarà e tutta aperta che non poteva così camminare. Accompagnava qualche doni, sì. Non era tanti di dopo, pochi giorni dopo, perché gli era da battezzare subito i fioi, 8 giorni. Ma adesso questo non me lo ricordo, mi viene in mente qui da Candela, sì. Ma aspetta, perché siamo andati a battezzare Mario, che ieri mia mi pare, e so che mia madre non che ieri è andata dopo mia madre, a vedere, questa qua non è andata in chiesa lei, siamo andati noi a battezzare. E è stata a casa, è andata dopo, perché se poteva andava col battesimo, se no andava dopo Camillo, che dentro della quarantena. Anche alla fine, ma penso entro la quarantena, prima di andare in chiesa, prima di cominciare a lavorare, prima di fare tutto, a femmina che bisogna, come ti dici, di protezione. Come tu direi comari in che senso? Che chiamava comare, invece di levatrici, che chiamava comare, andiamo a chiamare comare. Gli diceva, andiamo a chiamare comare che viene a tirare su i fiori, a comare, non levatrici, si chiama, ieri mandava del comune, ma non altri pochi. È il nome che vengono altri? Comare. Invece di dire agricoltore diremo contadino. E invece di dire levatrice era comare. Sì, ma ella è proprio scritta, penso sì, come il dottore con vota fiola di Dio. Qui da Canisciana era piccoletta comare. Ieri era una femminita, c'è col cocon. Come Rebumi è andata a dare latte in giro? Continuo a andare con Geremia. A fare balli, dicevo. Mia mamma? Non sa che ha dato latte 4 mesi in fila, Angelo d'8 e Geremia è nati qualche giorno dopo Angelo d'8. Mia zia stava male, aveva perso tutto il latte. Mia mamma per 4 mesi li ha lattati tutti e due, uno e anche l'altro. Non è che lo facesse per mestiere, lo faceva come un aiuto. No, e allora aiutava mia zia. Perché mia zia stava male, aveva pleurite, dopo si è fare i denti, insomma era malata. Ascolta, ma mi pare che Marcea andava anche dal latte? No, era mia nonna Angelina. Mia nonna Angelina, mamma di mia mamma, D'Ambros Angela si chiamava, che per vivere, dopo levai i suoi fioi, a partire col CEO, ancora CEO da casa, andava in Germania ad arredare i fioi. In Austria. Germania no, un po' prima. Non Angelina, poi era così. Da aspettare tante quarantene ora. E alla fine levava il suo, prima levava, stava fuori il suo grosso, bene. Quindi era ora da cavare il latte al suo, invece di dare, smettere di dare latte e faceva i balli. Vuoi dire, qua a Sant'Angelo non era questa tradizione dei balli? Non credo che sia nessuno. Se qualcuno aveva latte in più può darsi che si avesse cavato per portarla, ma non per darla all'ospedale. Invece mia nonna Angelina faceva proprio il balli. E ne aveva 7 sui e ancora